40ª edizione appunto della regata con novità. Abbiamo una giornata dedicata interamente alle associazioni, o meglio sono le associazioni che si dedicano al nostro paese, nel senso che ogni associazione darà quanto di meglio ha, parlerà di quello che fa del nostro paese, quindi avremo società sportive, associazioni culturali e quant'altro. Cucineranno anche dei piatti tipici del nostro paese, quindi una bella festa tutti insieme, e questo credo che sia molto importante in un paese che vuole crescere. Se lavoriamo bene tutti insieme credo che sia molto ma molto importante, e questa è una bella novità. Un'altra novità è che siamo riusciti a fare una mini guida. Abbiamo stampato circa 5.000 mini guide dove stiamo portando in tutto il territorio, soprattutto nella zona costiera della nostra provincia, per cui anche questo serve per divulgare quella che è la manifestazione della regata di Fossonis. Altre novità possono essere i ragazzi, i nostri bambini che continuano. È una bella novità, nel senso che spesso i bambini si stancano, no? Di fare le stesse cose, invece questi ragazzi ogni anno continuano a essere numerosi. Anche quest'anno abbiamo 25 bambini che con passione partecipano alla conduzione, vogliono imparare a condurre il fassone, vogliono imparare a costruire il fassone, e quindi questa bella passione che stanno coltivando. Abbiamo anche delle ragazze, per cui fra qualche anno potremo avere in competizione con i grandi anche qualche donna.